Ottimo il riscontro sia di pubblico che di gradimento che ha avuto ieri sera al Teatro Pirandello il concerto di primavera Le 8 stagioni, musiche di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla, eseguito dall'Orchestra d'Archi dell'Accademia Teatro della Scala, direttore e violino solista Francesco Manara, riproponendo appunto le 4 stagioni di Vivaldi e di Astor Piazzolla. L'iniziativa consolida il proficuo legame che l'Accademia ha stretto da tempo con diverse istituzioni siciliane che in molteplici occasioni ne hanno ospitato i complessi artistici del Teatro Massimo di Palermo al Teatro Massimo Bellini di Catania e oggi con la fondazione del Teatro Pirandello di Agrigento. È una serata straordinaria ed eccezionale, una grandiosa opportunità che ci si è presentata e che non potevamo lasciarci sfuggire. Stasera abbiamo l'onore di avere i nostri ospiti per la prima volta, l'Orchestra d'Archi dell'Accademia del Teatro alla Scala, che è inutile fare tanti giri di parole, è l'eccellenza in assoluto non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Ovviamente sono in corso delle interlocuzioni serie per avviare una collaborazione con l'Accademia del Teatro della Scala, anche se forse dire collaborazione è velleitario da parte nostra. Noi dobbiamo studiare, vogliamo studiare, imparare da chi rappresenta un'eccellenza. Se questo poi ci può dare la possibilità di instaurare forme di partenariato con un'istituzione così eccellente, ben venga per la nostra città, per il nostro territorio, per il nostro teatro. Ma ogni inizio, appunto, pensa poi a uno sviluppo futuro, dipende molto da come si riesce a programmare negli anni una organizzazione di questo genere, non può essere improvvisata di volta in volta. Ecco, la vostra è un'accademia giovane con quali obiettivi? No, la nostra non è un'accademia giovane, la nostra è un'accademia che è nata addirittura prima ancora della Unità d'Italia, 1813, è un'accademia per giovani, questo sì, l'obiettivo è formare tutti quelli che poi possono lavorare in un grande teatro come il Teatro alla Scala. Questo vale per i ballerini, per i cantanti, per i musici, per tutti quelli che vediamo sul palcoscenico e ancora di più vale per tutto quello che c'è dietro al palcoscenico, tutte le maestranze, i tecnici del suono, della musica, i pittori per i fondali, per le scene, le sarte che devono fare i costumi, quelli che devono fare le parrucche, il trucco, cioè c'è tutto un insieme che noi stiamo cercando di trasformare in una università che sarebbe unica non solo per Milano, la Lombardia, l'Italia o l'Europa, ma unica al mondo, non c'è un'università di questo tipo. Ci sono parecchi siciliani all'interno? Diciamo che la Sicilia è al terzo posto, dopo la Lombardia ovviamente e il Veneto, la Sicilia è al terzo posto come partecipanti fra gli studenti. Sicuramente possono nascere delle intese, abbiamo fatto tanti progetti in Sicilia, sia di formazione, sia di collaborazione, sia di concerti, quindi siamo aperti, anche perché tra l'altro la percentuale di ragazzi che arrivano dalla Sicilia in accademia è al terzo posto, è la regione col terzo, come classifica, terza come numero di affluenza di ragazzi. Sì. Qualcosa di tecnico sullo spettacolo di questa sera? Beh, di tecnico c'è innanzitutto il virtuosismo del violino solista, è una parte veramente molto difficile. La bellezza di queste 8 stagioni è il mix che viene fatto tra Piazzolla e Vivaldi, che coniugato insieme dà una serata unica di grande godimento e di grande ascolto. Ci vuole parecchio lavoro, insomma, per arrivare a certi livelli? Sì, e su questo non c'è ombra di dubbio. Tanta motivazione e tanto impegno e tanto studio, sì. Come avete affrontato questo brutto periodo? Mi riferisco al Covid e cosa si ci aspetta dal post-Covid? Allora, noi l'abbiamo affrontato veramente con grande grinta perché i nostri studi e i nostri corsi sono corsi proprio che hanno molta attività pratica
Quindi abbiamo smezzato le aule, diviso le classi, cercato spazi in modo tale che i ragazzi potessero continuare a fare lezione. Questo soprattutto per la scuola di ballo, che ha 200 allievi, 70 maschi e più o meno 120-130 femmine, e quello è stato veramente un grande lavoro di squadra per cercare di non far perdere neanche un giorno di studio a questi ragazzi. Sono seriamente emozionato per questa serata. Oggi si scrive una pagina nella storia culturale di Agrigento. Il Teatro Pirandello ospita l'Orchestra degli Archi dell'Accademia della Scala di Milano, con il presidente dottore Vita e la direttrice la dottoressa Vinci. Sì, si spera che possa nascere un'intesa e si spera che così anche Agrigento possa avere la sua accademia, l'Accademia del Teatro Pirandello, che possa lavorare in simbiosi con l'Accademia della Scala di Milano. Sindaco, ti faccio un'altra intervista che manderò dopo. Siccome un ampio dibattito su questo futuro rigassificatore in città, so che lei ha presentato un ricorso? Sì, io ho firmato il ricorso, io sono contro ogni forma di inquinamento ambientale, quindi potete capire bene qual è il mio intento, qual è il mio indirizzo. Oggi ho firmato il ricorso, ho fatto anche una richiesta di accesso agli atti per poter verificare tutte le autorizzazioni che sono comunque già scadute e andrò avanti con tutta la mia città.